Il Monforte supera in casa anche la Luntina, infila la seconda vittoria di fila, la quarta nelle ultime 5 gare e torna prepotentemente nelle prime 5 posizioni della classifica. I neroverdi di Cambria, che in queste ultime giornate sono stati presi per mano dal vicepresidente Pippo Fiocco, che tanto si sta spendendo per società e squadra, cercando di tenere saldo anche il rapporto con l'amministrazione comunale monfortese. Per l'occasione era presente in panchina il sindaco di Monforte, Antonio Pinizzotto. Parte subito forte con Assenzio che chiama Caruso alla respinta e sulla ribattuta la spada viene murato dai difensori. Ancora Assenzio ci prova poco dopo, ma il suo destro non crea patemi al portiere. L'occasione migliore però capita alla Luntina quando al minuto 13 Lima, solo davanti a Campanella, spara incredibilmente sul fondo. Insistono gli ospiti e 3 minuti dopo ci vuole un super Campanella per negare a Gioitta la gioia del gol. Poi però il Monforte torna a spingere reclamando al 23esimo un possibile rigore su Venuti, ma il signor Calanna lascia giocare. Neroverdi minacciosi anche al minuto 38 con Mondo che costringe Caruso all'intervento in 2 tempi. Nella ripresa però è nuovamente la Luntina ad avere in apertura la chance per il vantaggio, ma il destro da parte di Gioitta è salvato sulla linea da Spadaro. Lo stesso numero 11 ospite viene fermato al minuto 60 prima da una strepitosa parata di Campanella e poi dal fischio arbitrale per una posizione di fuorigioco. Al minuto 71 però a passare sono i neroverdi, quando scatta Reggia, raccoglie l'assist di Assenzio e da 0 metri fa 1-0 per i suoi e terzo sigillo in campionato. La squadra di Cambria prova a chiudere i conti, ma il doppio tentativo di Assenzio 2 minuti dopo viene disinnescato dalle decisive parate di Caruso. Passano 3 minuti e il Monforte rimane in 10 uomini per l'espulsione di Aricò. La Luntina allora tenta di approfittarne, ma il destro di Sammoadi non sortisce l'effetto sperato. Effetto quello del raddoppio che al minuto 89 trova il Monforte, quando Assenzio raccoglie l'invito di Venuti e di testa in tuffo mette alle spalle di Caruso, facendo così Monforte 2 a Luntina 0 e per Assenzio si tratta della 13ª rete in campionato. Il 2-0 finale consegna dunque al Monforte il punto numero 39 in classifica, neroverdi che agganciano il 5° posto e nelle ultime 3 giornate proveranno a chiudere in maniera più che dignitosa la stagione. Per la Luntina invece una sconfitta che complica la situazione in vista dei play-out con la formazione ospite che scivola in penultima posizione. Ma il campionato fino a questo momento è stato un campionato per certi versi deludente. Abbiamo dovuto cambiare obiettivo in corso d'opera perché degli acquisti o dei giocatori in base alle aspettative che c'erano all'inizio non si sono dimostrati all'altezza di poter fare un campionato di vertice. Una volta che le cose poi vanno male non le raddrizzi più. Ora mi sembra che le cose stanno andando bene, però soprattutto la cosa importante che ci tengo a dire è essere sportivi fino alla fine. Una volta che c'era la certezza matematica che non potevamo fare i playoff, continuiamo il nostro campionato. Come ho detto la settimana scorsa negli spogliatoi ai ragazzi, non è la stessa cosa arrivare ottavi o nono o arrivare terzi o quarti, perciò cerchiamo di vincere tutte le partite, le rimanenti partite. Questo è ormai l'obiettivo che ci rimane.